Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, vediamo quali sono i principali fatti di oggi sui quotidiani. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, dove vediamo che si rafforza il rapporto tra l'Italia e la Germania. Vediamo Meloni-Merz, scossa all'Europa, questo è il titolo di apertura. Italia e Germania chiedono più potere agli stati sulle leggi, von der Leyen andare oltre l'unanimità. Il documento in vista del vertice in programma giovedì, Berlino rivede il progetto dei caccia e Macron vuole spiegazioni. E poi le altre notizie, vediamo il caso Epstein che scuote il Regno Unito. Re Carlo aiuterà la polizia sul caso Andrea, anche il fratello appunto del re d'Inghilterra è coinvolto in questo scandalo tra i tanti nomi illustri che sono presenti in questi documenti, negli Epstein file. E poi vediamo invece nel taglio centrale la fotonotizia tra i nomi che fanno scalpore in questa inchiesta di Epstein. C'è anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo abbiamo detto tante volte, ma qui si parla di Donald Trump perché si è infuriato contro il rapper Bad Bunny che si è esibito durante lo spettacolo del Super Bowl. Lo show di Bad Bunny fa infuriare Trump, il presidente degli Stati Uniti contro il rapper. Disgustoso Bad Bunny contro Trump. Il rapper è stato protagonista dello spettacolo nell'intervallo del Super Bowl, un inno alle minoranze etniche che fanno parte degli Stati Uniti, che ha provocato la reazione del presidente, che ha detto è una vera schifezza. In Italia invece c'è questa inchiesta che riguarda una delle società più famose per quanto riguarda il delivery. Stiamo parlando di Glovo, l'accusa dei PM su Glovo, paghe da fame per 40.000 rider. Ciclofattorini pagati 2,50 € a consegna sotto la soglia di povertà in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, scrivono i PM. La Procura di Milano ha deciso quindi di indagare per caporalato Glovo con la Fudigno SRL, che è finita sotto controllo giudiziario. Sono 40.000 i rider sfruttati. E poi vediamo ancora altre notizie. Le proteste degli antagonisti. Adesso c'è una rivendicazione anche per quanto riguarda i sabotaggi dei treni, la firma anarchica, fuoco alle Olimpiadi. Questo è il messaggio che è stato diffuso in rete. E ancora protesta in Rai, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport Petrecca dopo la telecronaca dell'apertura delle Olimpiadi. Sono state tante le gaffe, ma diciamo che poi questo è diventato un caso politico. Petrecca, blindato dal governo Meloni, invece è stato pesantemente accusato dall'opposizione, ma anche i giornalisti si scagliano contro il direttore che appunto per il quale sciopereranno. Vediamo domani, ecco, Rai & Co, gli incapaci della destra, questo è il titolo. L'egemonia culturale è un'utopia. I giornalisti di Rai Sport scioperano contro il loro direttore Petrecca, blindato invece dall'amministratore delegato Rossi e da Giorgia Meloni. Caos a Sanremo, in 3 anni il governo non ha prodotto classe dirigente, da Pucci a Venezzi, premiati amici e mediocri. Un caso politico che si estende anche alla kermesse canora più importante del nostro paese, cioè Sanremo, per la scelta di alcuni ospiti che sarebbero tanto cari al governo Meloni. Quest'anno ha fatto scalpore la partecipazione di Pucci, del comico Andrea Pucci, che poi alla fine ha scelto di non partecipare dopo le accuse
di omofobia e insomma anche per la sua vicinanza alla destra, mentre negli anni passati un caso analogo avvenne con la partecipazione di Beatrice Venezzi, il direttore d'orchestra, anche lei vicina appunto al governo Meloni. Andiamo a vedere ancora il Fatto Quotidiano con invece gli Agnelli in primo piano, i capolavori di Agnelli all'estero. Ecco le mail. Elkann e guai rischiano l'accusa di esportazione illecita di questi 29 dipinti milionari. I dialoghi tra i nipoti farebbero pensare al trasloco delle opere da casa dell'avvocato alle residenze estere in Svizzera e in altri paesi. Il Giornale. Non solo polemiche contro il direttore di Rai Sport e anche contro Andrea Pucci, che era stato scelto da Carlo Conti per partecipare al Festival di Sanremo, ma c'è anche un'altra questione che accende, diciamo così, il piccolo schermo, questo scontro tra due conduttori Rai, Sigfrido Ranucci e invece Massimo Giletti, che ieri ha aperto la sua puntata dello Stato delle Cose, che va in onda su Rai 3, con un monologo contro Ranucci. Giletti è finito in una chat appunto del conduttore di Report assieme a Maria Rosaria Boccia, nella quale si fa riferimento a una casta gay alla quale apparterrebbe anche Giletti, e diciamo ieri il conduttore ha risposto in apertura del suo programma. Chat Giletti contro Ranucci, spieghi l'attacco ai gay. Il conduttore sfida il collega di Report che al telefono lo accostava appunto al giro omo. E poi vediamo appunto Pucci, censura infinita, adesso pure le COP lo mollano. Rai, sciopero anti-Petrecca e ora vogliono zittire Cerno, il direttore del Giornale. E poi vediamo invece il titolo in grande: Salis, quel filo rosso fino a Cospito e le bombe, dove nasce la guerriglia. L'eurodeputata era impegnata con gli antagonisti, il giallo degli ordigni in casa. E poi la rivendicazione appunto degli antagonisti, fuoco alle Olimpiadi. Si parla anche del generale Vannacci, oggi europarlamentare. Era stato eletto tra le file della Lega, ma una settimana fa ha detto addio al partito del Carroccio. Vannacci sfida il governo, niente armi all'Ucraina. Questo è uno dei punti contestati proprio da Vannacci, che ha scelto di lasciare la Lega perché non ha diciamo rispettato quelli che erano gli impegni. Emendamento al DL, si va verso la fiducia. Vannacci non perde tempo e a meno di una settimana dall'addio alla Lega lancia l'offensiva al decreto Ucraina, il provvedimento appunto che proroga gli aiuti a Kiev. Vediamo Libero, visto che parlavamo di Boccia e di queste chat con Sigfrido Ranucci, nelle quali spunta anche il nome di Giletti, ma non solo, si parla anche di un signor B, si parla anche del direttore del Giornale. Ecco, si parla in questo caso di Boccia perché ricordiamo, lei è finita al centro della cronaca per i suoi rapporti con l'ex ministro alla cultura Sangiuliano, che poi si dimise appunto dopo lo scandalo che scoppiò. Una boccia in testa alla sinistra, la boccia finisce a processo per stalking. Volevano usare l'imprenditrice di Pompei contro il governo, ma alla fine è lei che finisce alla sbarra per aver preso di mira Sangiuliano. Questa è la notizia. E poi vediamo subito sotto: il 2026 parte bene, sbarchi dimezzati, scrive appunto Libero. La Libia ancora il primo paese per le partenze, Piantedosi vola a Tripoli per la sesta volta. Quest'anno sono arrivati solo 1813 migranti.
Il giorno di oggi vediamo scontri e sabotaggi ai treni, il Viminale dice sono collegati e poi questo caso le tute dei tedofori finiscono in vendita online, spunta quella dei ragni, il presidente inaccettabile, verranno presi dei provvedimenti. E poi nel taglio basso vediamo invece addio a Zichichi, scienziato di Dio, spiegò la fisica al grande pubblico, criticava Darwin e l'allarme clima. Il manifesto, la questione dei rider in primo piano, soprattutto dopo questa inchiesta della Procura di Milano contro Glovo, ladri e biciclette sfruttati approfittando del bisogno, 40.000 rider, quasi tutti stranieri, e l'accusa della Procura di Milano che ha messo in amministrazione giudiziaria la società che gestisce le consegne per Glovo. 12 ore di lavoro al giorno per 7 giorni e una paga sotto la soglia della povertà. Vediamo velocemente altre prime pagine. Intanto il Messaggero, difesa, Berlino gela Parigi, strappo tedesco sul progetto militare dei caccia. Merz entra nel consorzio con Roma, Tokyo e Londra, Macron resta isolato. Von der Leyen scrive ai 27, bassa burocrazia, sosteniamo le imprese. E poi ancora vediamo in alto l'addio anche alla contessa Patrizia De Blanc, che abbiamo conosciuto anche nei salotti televisivi, è morta, si è spenta ieri. Vediamo ancora una prima pagina e allora vediamo la verità. In giro 30.000 stranieri condannati, l'insicurezza non è percepita, si trova per strada. Oltre 140.000 persone sono state punite dalla giustizia ma restano fuori dal carcere o per avere commesso reati cosiddetti lievi o perché non c'era posto nelle strutture. Il 20% di questi soggetti non è nato in Italia, un esercito di invisibili pronti a delinquere. Poi sempre nel sommario, a Scatasuna continua la guerra, in piazza il 28 marzo anarchici rivendicano gli attentati. Nel taglio basso si parla anche dei bambini nel bosco, nella morsa degli assistenti, stanno male, gli psichiatri dicono di restituirli ai genitori, ma c'è un muro. Ci fermiamo, una breve pausa, ritorniamo tra poco con la seconda parte della nostra rassegna, naturalmente con i fatti regionali, ma prima partiamo dagli ultimi aggiornamenti del nostro sito siciliaweb.it. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. E allora, prima di tornare ai quotidiani oggi in edicola, vediamo qualche aggiornamento dal nostro sito siciliaweb.it e vediamo in primo piano il caos alla circonvallazione di Catania. Fermi tutti a Catania, traffico bloccato per chilometri. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Intanto c'è una galleria di foto che documentano appunto qual è la situazione questa mattina su una delle arterie più trafficate della città. Non si hanno notizie, leggiamo di cavalli in mezzo alla strada, ma la circonvallazione di Catania è intasata come se ce ne fosse uno. Il riferimento è a un incidente che è avvenuto qualche tempo fa proprio sulla circonvallazione, che ha paralizzato il traffico. Purtroppo un cavallo era morto a terra. Da Ognina a Cibali, chilometri di coda in direzione Mister Bianco, con gli automobilisti esasperati che continuano a suonare il clacson. Al momento la polizia municipale non è in grado di risalire con certezza alla causa dell'ingorgo. Abbiamo inviato una pattuglia, forse il problema sono i lavori di potatura, dice appunto la centrale. Di sicuro l'intasamento non è all'altezza del tondo Gioieni. Scatenati i catanesi ovviamente sui social, è una vergogna, scrive qualcuno. Dove sono i nuovi vigili urbani assunti recentemente? E quindi qui vediamo appunto alcune foto della situazione traffico questa mattina sulla circonvallazione di Catania. Ma vediamo anche le altre notizie. Scontro con un tir sulla A19, ma il passeggero era già morto. Vediamo il mezzo appunto che si è scontrato, era appunto un carro funebre che trasportava una persona deceduta. E poi Taormina,
lancia la moglie dal balcone, un uomo è stato arrestato per tentato femminicidio e naturalmente vediamo la croce di Niscemi, simbolo di resistenza, che però è crollata ieri nel tardo pomeriggio, caduta la croce, appunto simbolo della resistenza. Questi i fatti in primo piano al momento, e allora adesso ritorniamo sulle prime pagine dove troviamo naturalmente questa notizia della croce di Niscemi. Lo vediamo in prima pagina sulla Sicilia, crolla anche la croce, simbolo di speranza. Presto ritorna la Premier Meloni nel comune siciliano. E poi la foto in primo piano è dedicata a Zichichi, il fisico che si è spento, fisico bestiale, così titola oggi il quotidiano, lo scienziato della pace. Vediamo ancora altre notizie in prima pagina. Intanto Ragusa Catania, da 3 mesi senza stipendi, i lavoratori scioperano. Oggi, per quanto riguarda la politica, c'è un'intervista al segretario regionale di Forza Italia, Caruso, mai offerto assessorati, De Luca tradisce le istituzioni. E poi ancora vediamo per il calcio, Palermo in casa della Samp, il Catania torna al Massimino, questo per quanto riguarda la Serie B e la Serie C. Oggi turno infrasettimanale, giocheranno le siciliane appunto delle due serie. Andiamo a vedere all'interno la notizia dedicata alla scomparsa di Antonino Zichichi, scienziato, divulgatore e ambasciatore di pace, la Sicilia come ombelico, il fisico trapanese, pioniere della diffusione del sapere. Meloni, per lui ragione e fede, non nemiche ma alleate, e le posizioni controcorrente poi su darwinismo e cambiamento climatico. La mancata nomina alla guida del CERN, nonostante le pressioni che venivano dall'Italia, divenne un caso diplomatico, ma noi lo ricordiamo anche come assessore siciliano. Lo volle nella sua giunta l'ex governatore Crocetta, oggi appunto sentito dalla Sicilia, lo volle assessore, ma lui volava alto e la politica lo rifiutò. Venne nominato assessore ai beni culturali. E poi vediamo ancora nell'altra pagina, 2 pagine dedicate appunto al fisico scomparso ieri, l'idea di Erice non muoia con lui, la ricerca patrimonio dell'umanità. Parla l'amico e consigliere Massimo Ponzellini. Antonino parlava di elettroni e curve asintomatiche con tassisti e cuochi. Qualcuno lo ha definito anche il fisico pop. Le altre notizie, dicevamo la protesta dei lavoratori nei cantieri della Ragusa Catania. Oggi c'è un altro sciopero, 3 mesi senza stipendio, cantiere fermo e silenzio delle imprese, iniziative clamorose dei 70 operai del terzo lotto, intervento delle istituzioni non rinviabile. Ancora vediamo oggi, è una data importante perché 40 anni fa, proprio il 10 febbraio del 1986, si dava il via al maxi processo. Parla il presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini, che dice: maxi processo, una democrazia più forte nell'aula bunker. È stato presentato un progetto virtuale a 40 anni dall'evento che consente appunto di rivivere quello che è stato uno dei momenti più importanti della storia e della lotta alla mafia. Vediamo la prima pagina di Catania, si parla ancora dei danni naturalmente del passaggio del ciclone Harry in Sicilia, per tanti ancora emergenza, raccolte fondi anche per Niscemi e pulizie straordinarie della playa devastata. Un comitato di 100 diportisti chiede che neanche i proprietari di barche distrutte siano dimenticati. E poi tributi locali, rottamazione delle cartelle, il comune vuole aderire.
queste due notizie in primo piano oggi sulla pagina di Catania. Vediamo anche Palermo. Fumo di Palermo, secondo i dati di Legambiente il capoluogo siciliano è maglia nera è al primo posto delle città italiane più inquinate. E poi anche la sicurezza a Palermo è un altro tema in primo piano. Ieri abbiamo raccontato dell'ennesimo caso dove una baby gang ha accerchiato e ha picchiato un uomo, un commerciante palermitano. Pensate, erano 11 bambini di 9 e 10 anni, ma c'è anche una parte di imprenditoria palermitana che dice basta queste continue violenze, soprattutto nel centro cittadino, e qualcuno lascia anche l'attività. Troppo spaccio e criminalità, chiude il locale I Chiavettieri. Gabriele Calandrino abbassa la saracinesca del pub, zona invivibile, violenza e furti. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, la prima pagina, la politica della città Messina. È l'ora delle critiche. Basile non ha detto la verità. I consiglieri comunali non accettano la narrazione secondo cui sarebbe stata l'Aula, rallentando l'azione dell'amministrazione, a causare le dimissioni del sindaco. E in Commissione Bilancio si accende lo scontro. Gli esponenti dei partiti di opposizione parlano di un'evidente strategia politica. Sempre in prima pagina vediamo anche qui l'addio a Zichichi, le intuizioni del fisico divulgatore, addio a 96 anni appunto allo scienziato siciliano. E ancora Lecce Omo di Antonello da Messina, acquistato dal governo per 14,9 milioni di dollari, offerto da Sotheby's, è stato ritirato dall'asta. Un rarissimo capolavoro del Rinascimento italiano torna finalmente in Italia. Il quadro era stato offerto da Sotheby's al migliore offerente. E poi qui vediamo in basso a Niscemi precipita anche la croce. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia. Parlavamo prima del maxi processo contro la mafia, quando lo Stato ribaltò Cosa Nostra. I 475 imputati segnarono il primo grande colpo inferto alla mafia. Parla Grasso, si capì che non era folklore, ancora Ayala. Fu una rivoluzione, la realtà virtuale oggi fa rivivere quei giorni. Restiamo su questa prima pagina, anche qui l'addio al fisico e uomo di pace con la foto di Antonino Zichichi, personalità internazionale, non aveva mai trascurato la sua Sicilia, cordoglio unanime. E poi per la cronaca i video incastrano un forestale incendiario che è stato arrestato. L'uomo fuori servizio è stato ripreso mentre crea focolai in più punti. Il rogo a Buseto nell'agosto 2025 appunto faceva capo a lui. E poi vediamo nel taglio basso oggi la trasferta insidiosa per il Palermo che gioca a Marassi contro la Sampdoria. Palermo sfida la Samp con la minaccia di Brunori. Allora, prima di chiudere vediamo anche qualche notizia di sport. Dicevamo oggi la settima giornata di campionato di ritorno per quanto riguarda la Serie C, con il Catania che questa sera aspetta al Massimino il Cerignola. Siamo sulle pagine dello Sport della Sicilia. Alle 20:30 il fischio d'inizio. Il Catania si aggrappa all'effetto Massimino. Tutta la città spingerà i rossazzurri dopo lo scivolone col Sorrento. Toscano guarda avanti, questa squadra può vincere contro chiunque, basta avere la giusta concentrazione. Ore 20:30, inizio di gara anche per il Siracusa che va a Cosenza tra grande orgoglio e rimonta in classifica. Turati perde Limonelli, 2 turni al centrocampista, in difesa torna Marafini, garantirà esperienza. E poi invece il Trapani che proverà a limitare il Benevento, la capolista Benevento, ma il consorzio chiede il canone per lo stadio Trapani che scenderà in campo alle 18. Parlavamo anche della Palermo per quanto riguarda la Serie B, confronto suggestivo con la Samp nel ring di Marassi. Le parole di Inzaghi: entriamo in uno stadio da Serie A, dovremmo disputare una grande partita. Non possiamo fermarci, non c'è tempo, voglio un ulteriore passo in avanti rispetto alle gare con Bari ed Empoli. Queste le parole del tecnico appunto rosa.
sulla tre quarti. Dovrebbe tornare Palumbo, alle spalle del bomber Poyampalo sarà ballottaggio, Le Duaron in vantaggio sulla novità Jonsen. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina.